Dai più piccini ai campioni ormai affermati, la Giorgione Pallavolo di fronte a 500 persone ha presentato i suoi atleti, oltre 250 tesserati che fanno della società castellana la più numerosa della provincia di Treviso. L'anno scorso di sicuro so che ci hanno dato un premio come la società in provincia di Treviso e Belluno che hanno fatto più partite, erano più di 300 partite su un anno. Ma la Giorgione Pallavolo punta a tagliare altri importanti traguardi. L'anno scorso sono state raggiunte le finali provinciali in ogni categoria, vincendo l'Under 18. La Giorgione Pallavolo ha come obiettivo di portare il numero maggiore possibile di atlete in prima squadra e quindi partiamo da questo presupposto. Noi cerchiamo di lavorare al meglio possibile per il giovanile e con il giovanile proprio per creare delle ragazze che siano in grado in un futuro abbastanza prossimo di gareggiare insomma, in una serie difficile come la B2. Obiettivi che gli stessi atleti sperano di agguantare quest'anno. Speriamo di continuare così, di arrivare anche quest'anno a vincere il titolo provinciale come gli anni scorsi e di riuscire a ottenere dei buoni risultati anche quest'anno. Purtroppo la prima partita non è andata come volevamo, però abbiamo degli obiettivi, speriamo di raggiungerli e di raggiungere la salvezza in campionato. Se la raggiungeremo speriamo comunque di puntare a qualcosa di più alto.